Però qui sono solo e bisogna cominciare a chiamare quello che una volta venivano detti i referenti le persone autorevoli del paese. Allora io chiamerei in primis l'autorità morale e spirituale del paese di Breganze, che è Firmino Miotti, ma anche la sua signora Nadine. Quando sono andato a prendere Firmino stasera e la Pina, e il Firmino con la solita schiettezza mi ha detto: ma dove sei che te ne porti? Dobbiamo fare, sta preoccupando, non fare una sorta di filò, dobbiamo stare semplicemente un po' insieme con delle persone, non c'è nessun motivo di preoccuparsi, perché siamo in posti dove la gente non ancora le relazioni, dove stare insieme è più importante delle performance. Ecco, dunque Firmino, eccomi qua, siamo qua a far filò. Da quanto tempo sei venuto qui a far filò da qualche parte? Da parecchi anni che lo sto filò. Una volta si fa Sente mia. Menora era come idea e affidava al cane a fare i suoi. E dopo portava la tesara al figlio e a fare i suoi, lo pone a grattarsi dentro per la fine del proprio. Quella decide di me non si vede la mangiarsi, metteva il tagliato e sullava le carte e se veniva la notte, il riscaldamento era in staia, pieno, e va che mangiava le fene, scaldava la staia, non vedeva riscaldamenti, non vedeva niente, insomma. La fornea, che era il cammino che tirava su anche il luce, se gli usava l'acqua sui siti, le si usavano anche lui, ma l'acqua era fino alla porta, che portava dentro lui. E si è il microfono, Firmino. Il figlio era bello l'inverno, perché tanto se riuniva tanti amici, se durava le carte, se cantava, se faceva festa, se beveva 4 volte di lì, e tanto veniva a sera. Gli stavano se faceva figlio perché se lavorava fino a me al culo, non aveva tempo a far figlio. Allora, mi sembra una buona premessa, Firmino. Allora, adesso ho voluto presentare la Pina. Prima, venendo su in macchina, devo andare a Firmino, nessuno che pone domande, ma poi a sé a pigliare la donna che ti sei passata per casa. La Pina non è più la donna. Firmino, sito più sincero, più furbo. No, aveva 17 anni e meno, però ho conosciuto, avevo 2 morose e uno è uscito perché alla fine ho preso a te, per 60 anni che siamo sposati e io siamo sempre alla cosa, io che qualche pasticcio, qualche cosa che lo sempre, ecco magari per il vestito, qualcosa, ho detto per le scarpe, la vedo pattinare, per io vedo che ti capita perché le pattinare scarpe no. Allora in chiave, sapete del battaglio dove i cammini delle capione. Comunque, bene Firmino, allora cominciamo a entrare in Breganze, prima di entrare nel racconto con qualche immagine. Allora, io da qualche tempo, lo facevo anche prima, ho assunto il compito di promuovere, mi hanno dato la delega in comune per promuovere il territorio di Breganze. Devo andare in giro a dire a tutti che Breganze è un bel posto, che tutto sommato anche la gente non è così male, e per supportare sta metesi, che è un po' impegnativa, mi muovo sempre con questo video che vi voglio far mostrare, vi voglio mostrare.
sì, però i luoghi senza le persone, senza chi li abita, non hanno quella bellezza. Sono le persone che danno la bellezza al paesaggio, al territorio. E dunque adesso questo l'aveva capito benissimo Virgilio Scapin. Non so se vi ricordate o conoscete Virgilio Scapin. È uno delle più belle penne, le più vicentine di sempre, e ha dedicato ben 2 libri a Breganze e a raccontare in particolare la figura di quello che lui riconosce come una sorta di archetipo del contadino, una sorta di individuo che dietro di sé ha una storia millenaria, ed è il caso di Firmino, perché adesso Breganze, no? È un po' come Schio, cioè a Schio c'erano i da Schio, a Breganze c'erano i da Breganze ed erano i signori del luogo, e hanno avuto varie vicissitudini. Uno ha sposato Cunizia da Romano, l'altro è stato il beato Bartolomeo, e il vescovo che poi ha fondato Santa Corona a Vicenza. Insomma, sono andati molto in alto, però poi, voglio dire, come in tutte le famiglie, pian pianino si sono un po' indeboliti, sono arrivati rami cadetti, e l'ultimo ramo, no, si è estinto e è stato portato avanti fondamentalmente dalle 2 figlie di un certo Bortolomeo Ponzio de Bregantis. È il Ubalino da notare che nel 53 lo scrive. I figli delle figlie dei conti da Breganze non sono che altro che i Miotti, i 6 Miotti di Ariela, i discendenti diretti dei signori del paese. Dunque Firmino è discendente di un santo e di un conte, un po' di Sissione, un po' di Sibeato, ecco, ve lo dite. Allora, questo suo essere così speciale, no? Come una sorta di simbolo, l'ho accolto per l'appunto Scapin. Allora chiederei a Franca se ha piacere di leggere come Scapin descrive Firmino. Firmino era l'unico tra i capelli gialli, sorgo cinquantino, le ciglia fine e biondissime, non irsute come la maggior parte dei biondi in campagna, 2 archetti perfetti sopra gli occhi che erano di azzurro primaverile, alto, di ossatura robusta, con i muscoli fortissimi e ben disegnati che incerniavano tutto il corpo. Forse la bocca era troppo grande, aveva le orecchie sventolone e i piedi un po' divaricati a schiva boasse, quando cavalcava i trosi dei suoi campi. Vestito di abiti cittadini e messo a passeggiare per il corso, non avrebbe fatto una gran figura, ma nei suoi campi, tra i suoi filari, l'ambientazione era perfetta, e in quella luce e in quel paesaggio era un bel tocco d'uomo. Firmino era nato in uno di quei poderi paradisi. Morto il padre, i fratelli erano corsi alle fabbriche e agli studi, e le sorelle si erano sposate nei poderi tessili militari. Lui, come un animale da casa, era rimasto tra i filari di vitri e le piante di ciliegie senza ole, un po' acquose ma ricercatissime, perché erano il primo frutto dell'anno, le durone da mettere sotto spirito, le sandre e le marostegane dalla polpa burrosa. I campi giravano su un piccolo pianoro a metà collina. In mezzo al pianoro c'era una montagnola con una gran croce piantata sopra. Lungo tutto il pianoro, che finiva intorno alla croce, in una gran vista fino a Venezia, le tirelle delle viti, e lungo queste tirelle tanti ciliegi e pieri butiri, pomi sciolotti, figli della cresca e spaccatelli dolcissimi. Allora Firmino, quello che abbiamo detto fino adesso va bene? Abbiamo detto cose corrette? Abbiamo detto cose giuste? No. Ho capito? Mi ero sempre davanti oggi.
passa mezzo secolo dicendo dal 1958 fino al 2006 è morto. Tutte le sere veniva a casa mia, anche 6 sere a settimana, in cantina con gli amici, tagliavano una sorpresa, e aveva una fetta sua ma aveva grande a scapire, non fina, non riempire la mia sorpresa. E passammo via in cantina 3, 4, 5 ore, tutti in piedi perché si metteva a carene che si riempolava. Sta mio grande amico, è stata una fortuna aver conosciuto così, anche nel mio lavoro è stata una fortuna, perché cammina tanta gente in casa mia che se gli devo fare dove non mi Ecco. Allora, Firmino, hai compreso che tu e la tua signora siete per l'appunto stasera un po' i signori della serata. Ok. Allora, ti sia il signor delle Braganze e ormai con la tua età, perché quanti anni che hai detto, ho voluto dirlo? Ecco, hai visto Breganze cambiare? Quanta gente si è passata? E comunque Breganze sono ancora un posto vivo, perché ci sono altri personaggi che adesso cominciamo a dare. Una delle idee che si intendono sviluppare stasera è proprio quello dell'ospitalità. Firmino l'ha detto, essere capaci di dare vera ospitalità è una virtù, è una dote, forse sempre più rara. E vi assicuro che Firmino e la sua famiglia hanno questa capacità di dare un'ospitalità schietta, perché Firmino, voglio dire, di fronte all'ospite, qualsiasi sia l'ospite, ti apre il cuore, ma anche se rompi le scatole ti manda anche via. Puoi raccontare un aneddoto, qualcosa dove hai trattato nella giusta maniera qualche ospite un po' non buono? Adesso la gente viene buona e viene cattiva, qualche volta si attiva che arriva qualche uno negativo e allora si va a insegnare la porta con buone maniere. Qui invece che le buoni, invece ospitai meno italiano e europeo, e tutti quanti, anche se non li conoscono. Perché anche se si conosce la gente, se vede subito se si è buoni o se si è cattivi. Uno fiata di occhio ma si capisce subito se si è canaglia o se si è canaglia. E altri contadini che erano per paese avevano. Mi insegnavano che non l'idea sempre detto i parenti del tuo padriniati, gli amici di possedere, perché ne è furbi ne anche dei cattivi. Le robe che mi succede, capita, qualche volta qualche uomo pescato. E allora con le buone maniere si insegna a portare. Giusto Firmino, e poi anche a fare manco di vendere una bottiglia, ma ti puoi anche accettare di non vendere una bottiglia una volta, però perché se uno che mi rompe le scatole hai a farlo pagare, se uno che mi rompe le scatole regalo. Perché diventa un amico e qui i buoni diventano amici sinceri. Come quello sta con Scopin nel 58 è venuto a casa mia perché faceva vino come nonno, aveva ancora mio nonno, poi era molto giovane. E con Scopin stava venuto bene perché lei sta in Burin che aveva bottega scalda e Breganze e era meglio su. Ma in una fetta di sorpresa, mai così, abbiamo con molto vino, siamo in casa, allora siamo amici, ma amici sinceri, fino a quando che è morto. Dopo io qualche dunque mi ha fatto il gruppo 25 anni amici, dopo me l'ha tradito, insomma, quello dimentico. anche Firmino, perché anche Firmino sono stati più lunghi. Firmino, quanto le vuoi per fare riassumi a Fanno i impianti che stanno a fare loro. Una volta che voi abbiamo tempo per provare a terra, Sente poco. adesso questo l'unico parto, ora parliamo di allora io volevo un anno per provare a terra, e altri 3 anni perché la casa fare uno. Perché una volta si chiamava tanti anni e adesso è simpiato 4-5 anni in morto. È un disastro questo vino. 3.000 vigili hanno cambio, quindi dopo cambio di detto.
Sono questa che fare uomo. Ma per malattia, scusa, o per il Ma clima? farebbe senso lavorata, ma nessuno sa che malattia che avrebbe. Si sta da fuori a fare le robe, camminare le robe moderne che un pelo papolofono. Una volta che era a rame e a calci, anche nel disinfettante. Adesso tutti i prodotti nuovi, diminuisce il principio attivo, io aumento il prezzo e non le piante. Big Pharma anche nel tuo ambito, no? Speriamo che arrivino tempi migliori. Niente, cosa avvertiamo il bisogno di un intervento di Luca, no? Luca.